Che gusto, che profumo che voi non potete purtroppo sentire, che meraviglia, questa la natura, le nostre drupe, e questa è la meraviglia, guardate il colore, e adesso poi vi dirò anche il sapore. Se è una cottina senza origano te la faccio in diretta, dicono. Permesso oggi di gustare questi prodotti particolari. Grazie a Onda TV, grazie a voi. alla Sicilia per queste vostre riprese, grazie a Nino Mirabile, grazie a Sanca, grazie a tutti gli amici che siete intervenuti e mi auguro di rivedervi ancora per altre manifestazioni. Grazie. Ancora e alla salute di tutti. E buon appetito. Allora alziamo i bicchieri, tutti i bicchieri in alto. Per questa grande giornata. Alla salute! Viva la nostra bella Sicilia! Alla salute! Alla salute! Qui cosa abbiamo? Peperonata, le olive in salamoia, le olive nere, i cucunci, i famosi cucunci, e un ottimo tagliere di formaggi e salumi, dalla ricotta infornata, dal pecorino, il salame, dalla coppa. Questa è una cosa diversa, queste sono due cose diverse. Sì, quella è peperonata e questa è caponata. Benissimo. Mi ricordo che c'era in vista la caponata. Ed anche le melanzane in pastella. Ed ecco il dolce per eccellenza siciliano. Cosa abbiamo qui? Qui abbiamo i cannoli con la ricotta nostrana. Questa è la ricotta dei Nebrodi che noi portiamo a tavola ai nostri commensali. Questa gastronomia di Santa Margherita è un vero trionfo di colori, di sapori, ma anche di sapienza, anche di crescita, che veramente è sempre in un percorso in salita, un percorso che raggiunge sempre livelli migliori, più elevati, e sarebbe tutto sommato normale se non ci fosse di mezzo lo stupore, la meraviglia, perché per me, che conosco ormai abbastanza bene, vedere questi livelli crescenti, queste bontà, queste primizie, questo trionfo della tavola è un piacere, naturalmente, inestimabile. Il grande protagonista oggi qua è l'ulivo. E allora Andrea Camilleri, nei suoi libri, ma anche nella serie di Montalbano, parla dell'ulivo umanizzandolo, lo rende umano, e descrive questo ulivo, la sua nodosità, la sua conformazione così contorta, così inestricabile delle volte. Questi rami che salgono, si curvano, poi scendono, sembra che vogliano toccare il terreno, invece poi risalgono, creando dei nodi, una rocosità che a me personalmente somiglia, è una via di mezzo fra il coccodrillo e il geco. Quella pelle così... Cieco, nel senso che il geco, scorpione di preola. Credo che non vide, E quindi... Scusi, se mi no, permette. stiamo scherzando, piacevolmente. No, perché il discorso è abbastanza... No, e quindi voglio dire, questo ulivo a Camilleri, nonché il commissario Montalbano, fa pensare alla propria mente, alla loro mente così contorta, delle volte inestricabili, i loro pensieri
delle volte aggrovigliati, più o meno come i nodi di questa pianta. Poi invece abbiamo un altro personaggio che spiega perché l'ulivo è così contorto, così indurito, Nodoso. così nodoso, come dice il cugino, e lo attribuisce ad un altro fenomeno che è la paura. L'ulivo improvvisamente, terrorizzato, si afferrò con le radici per terra e con i rami in cielo gridò misericordia, proprio perché è spaventato. Questo è dovuto ad una famosa gara automobilistica che si correva in Sicilia, che era la Targa Florio. I più giovani di voi la potranno ricordare. E allora, per spiegare questo ci vogliono però 3 minuti. Ce l'avete 3 minuti? Allora, se vi sedete, vi racconto. Tutto parte da Cerda. Cerda, come voi ben sapete, è un paesino vicino. Famoso per i carciofi di Cerda. Ecco qua. Eccolo qua. Cerda una volta non era che un paese, un campanile condito con pizzico di case, come una barca nica perduta in mezzo a un mare di montagne. Ma un giorno di maggio passato e Chinisuli, Cerda diventò una capitale. Di Cerda si parlò pure a Milano. Un vecchio ulivo di 150 anni che sta affacciato al lato della Sciata, che passa a tempi polca per paesi, quando a settembre nascono le olive, le tiene buone contandoci una storia di paladini senza spada, armati di occhialoni e di coraggio, sono i piloti di automobili. Certo. Sta storia l'ha scrisso un certo Florio, un uomo scaltro come un saracino, con la figura di un principe normanno, la gioia dell'arte di un antico greco, signore di vita come uno spagnolo e giusto e forte come un romano. Tira la somma, lui era siciliano. Tutto cominciò con un manifesto stampato a Cerda, a Gangi e Petralia e poi vociato a forza di tamburo. Domenica ci sono le corse dell'automobile, tenete attaccate in casa cani, porci e giardini. E giardino. Cumore mora appunto so e lo sindaco se ne scutulia. Quindi è una responsabilità. E allora, ora io la devo un po' accorciare perché è lunghetta. L'ulivo, quando sentì il rombo della rossa Ferrari, non sapendo di che si trattasse, non avendo mai assistito a niente del genere sulle colline delle Madonie, ebbe tanta paura che si afferrò con le radici in terra e con i rami in cielo gridò misericordia. Per dire che a Cescanto, in lingua baronale, si dice testuale tremare come foglia. Figurate un alivo che ne ha 7000. Da allora mostri ne passarono una caterva, a 1, a 2, a 4, mordendosi la coda per tutta la giornata senza pigliare fiato. E poi improvvisamente scese la notte che non sapeva niente. E allora le civette, le grille e le cicale si misero a contare di sta giornata folle. E l'ulivo quindi divenne così rugoso e contorto dalla paura. Ma voi pensate che l'ulivo moriva tutto scantato? No, perché l'ulivo è giudizioso. Capì che si trattava di un grande avvenimento e ogni anno aspetta ora la primavera dolce e sa che tornando primavera, se non tornano quella collana di mostri a fare guerra, vuol dire Dio ne scampi che la guerra c'è davvero. E quanto è fatto pratico le macchine di alivo, solo con mezza occhiata, capisce? Cilindrata. Quello guidatore che marca il motore, saluta ogni passaggio e quando resta solo si mette un ramo in fianco e dice sul mio onore non faccio più olio di oliva ma olio per motore. È carina?